Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del digitale terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, ben ritrovati. Anche questa settimana ci terremo compagnia, anche se c'è molto caldo, ma noi siamo reduci dalla Bassano Montegrappa, dove è stato un freddo veramente polare. Ma detto questo, la vedremo più in là con la trasmissione. Vorrei parlare con la mia dolce Ilenia Lazzaro. Ciao Stella, come stai? Buonasera a tutti, Sei grazie. di una bellezza, di una eleganza strepitosa. Grazie. Poi il verde mi piace, perché indica un po' di primavera, un po' di estate, e quindi in estate dobbiamo essere tutti quanti più positivi. Ahimè, io sono positivo perché ho visto gli europei, grazie a Eurosport, tutti dicono, e anche noi ringraziamo, noi faremo vedere qualche cosa, adesso tu me la commenterai. Van der Poel che comincia e continua a fare il mountain bike, si è posto degli obiettivi, e questo poi, chissà, forse potrà pure vincere i mondiali. Ma detto questo, un'altra bella vittoria. Al Tour un certo Trentin, che di inverno non si vergogna di dire vado a fare qualche gara di ciclocross, da là sono nato, e ha detto una frase che, se è sua, la condivido, che c'è troppa ignoranza in Italia. Come, da quando non si può fare la multidisciplina, anzi vediamo quali sono i fenomeni. Dimmeli tu. Beh, sicuramente questo è stato un weekend e direi anche un periodo che ha esaltato la multidisciplina. Se vogliamo partire dal campionato europeo con Mathieu Van der Poel, appunto, che ha vinto il titolo anche nel mountain bike, dopo il titolo nel ciclocross quest'anno, e avendo la medaglia avuto anche dei problemi perché ha recuperato. Sì, poi è caduto all'inizio, poi ha recuperato e ha detto che adesso, senza mezzi termini, punta alle prossime 2 prove di Coppa del Mondo. Domenica ci sarà la prova in Val di Sole e ci saranno altre 2 prove di Coppa, e poi comincerà a preparare il mondiale su strada. Tant'è che suo nonno Poulidor, certo, al Tour de France non ha nascosto che Mathieu Van der Poel punta a vincere il mondiale in Yorkshire su strada, quindi sarebbe veramente a culmine di una stagione che intanto cadono le scarpe, il culmine di una stagione che l'ha visto veramente come massimo interprete della multidisciplina. Se ci spostiamo poi al Tour de France, devo dire che questo è stato il Tour de France degli uomini venuti dal fuoristrada, non solo dal fango, quindi non solo Van Aert, certo, non solo Alaphilippe, che comunque sono dei crossisti, ma anche Egan Bernal, il vincitore del Tour, faceva mountain bike fino a un qualche ragazzo anno d'altri fa. tempi. Tra l'altro io me lo ricordo quando fu secondo dietro a Simon Andreasen proprio agli europei o ai mondiali, mi pare, di mountain bike in Israele, un biker che ha vinto, portato qui da Paolo Alberati. Poi Alberati è riuscito, dopo qualche gara di mountain bike, ha vinto anche l'Etna Marathon, tra l'altro, qualche gara di mountain bike, a casarlo con Gianni Savio e con Giovanni Elena, che hanno fatto un grandissimo lavoro, e questo è stato il risultato. Ne abbiamo visto poi, tra l'altro, nella tappa quella accorciata per il maltempo, come andasse veramente molto bene anche in discesa, proprio come Alaphilippe, perché anche tornando a Trentin, che ha detto non deludiamoci, perché il ciclismo italiano non è messo male, c'è un po' troppa ignoranza. Il problema è questo, il problema è che abbiamo dei grandissimi numeri, la multidisciplina sta entrando un po' alla volta, soprattutto nelle categorie giovanili, dove c'è un grande ricambio di discipline, quindi stradisti che fanno il cross, che fanno anche qualche gara di mountain bike. Il problema si pone quando passano sia maschi che femmine dai junior in su. Abbiamo visto come negli ultimi anni abbiamo perso degli under validi,
come Daniel Smarzaro ad esempio, Certo. che ha scelto di fare solo strada. Abbiamo visto come molte atlete hanno avuto problemi a trovare squadra. L'ultima è Letizia Borghesi, Certo. che ha vinto una tappa al Giro d'Italia, ma se non avesse avuto la Roma Italia Vaiano che gli dava fiducia a stagione inoltrata, perché fino a dicembre questa ragazza non aveva squadra, Certo, ricordo bene. nonostante Poi comunque qualcuno anche si è anche spesa, voglio dire, no, in tu in prima qualcuno si è persona, anche no, spesa, voglio dire, vabbè, anche quello è un dirlo. altro discorso, però comunque a mio avviso già quest'inverno aveva dimostrato di avere delle qualità, perché comunque una ragazza che va forte nel fuoristrada, soprattutto nelle donne, se la trasliamo su strada può essere una vincente. Non c'è solo Marianne Vos, ci sono tantissime atlete che stanno dimostrando di andare forte. Anna van der Breggen è un altro Certo. esempio, che Annika Langvad, che spaziano dal mountain bike al ciclocross alla strada e sono vincenti ovunque, quindi Yolanda Neff per No, ma farti io un esempio. prevedo qualcosa di straordinario per le ruote grasse o per i biker o anche addirittura per il ciclocross a livello di immagine, perché dove la e-bike sta facendo concorrenza alla strada, cioè a livello proprio anche di investimenti, credo che sia un po' diverso per il ciclocross e per il mountain bike. È diverso perché Quindi ancora la gesta atletica ha un valore. Sì, perché tra l'altro in quei due ambiti il mondo e-bike è entrato non per sostituire, ma è entrato per creare diciamo un appeal diverso nel weekend di gare. L'abbiamo detto molto spesso che forse il problema della strada è Certo. non copiare il format del mountain bike, quindi i 4 giorni, 5 giorni di Expo. Adesso in Val di Sole comincerà questo lunghissimo Certo. weekend che parte da giovedì addirittura. All'interno del weekend il sabato c'è la prova e-bike, quindi hanno fatto questa prova di cross country con le bici elettriche, dove ci sarà tra l'altro anche Marco Radio Fontana, Certo. che ha sposato questo progetto. E diciamo che forse in questo momento è un segmento che non fa concorrenza, perché comunque il problema dell'appeal mediatico della mountain bike e del ciclocross non è assolutamente le bike, è un problema diverso, un problema di cultura, di credere nell'appeal del mountain bike, e i numeri che abbiamo visto, solitamente i campionati europei non hanno un grande pubblico. Quest'anno a Brno c'era veramente tanta gente. Io infatti, se tu mi dai e mi consenti, proprio andrei su a Brno, dove c'è stata anche, dove c'è la pista del GP, del Gran Premio delle moto, quindi una zona molto, diciamo così, nota al pubblico sportivo, proprio per gli europei di mountain bike. Andiamo? Andiamo. La cittadina di Brno in Repubblica Ceca ha ospitato questo weekend i campionati europei di mountain bike cross country, con la prova del team relay, la bellissima medaglia d'argento del nostro team Italia, il titolo continentale nell'eliminator di Gaia Tormena e gli highlights. Andiamo a vedere ora della gara, delle gare clou, quelle dedicate alle donne elite e agli uomini elite. Qui la gara donne con Eva Lechner, con Chiara Teocchi e Yolanda Neff, che dovrà difendere appunto il titolo continentale conquistato lo scorso anno. Un parterre che vede tra l'altro anche Jana Belomoina, che vede atlete come Maja Vlosowska, atlete che si stanno ben comportando anche in Coppa del Mondo. Fin dall'inizio però Yolanda Neff cerca di distanziare tutte le altre, un passo nettamente diverso nei confronti delle avversarie, sia dal punto di vista della tecnica in discesa, un percorso molto tecnico questo in Repubblica Ceca. Dietro vediamo Elisabeth Brandau, la mamma volante, 2 figli, grandissima protagonista nelle
ultime tappe di Coppa del Mondo, e Jana Belomoina, la Belomoina che è stata da Under 23 anche lei campionessa europea. Questo è il duo all'inseguimento di Yolanda Neff, ma Yolanda Neff, dobbiamo dirlo, fin dall'inizio non ha assolutamente avuto avversarie, tanto che il gap nei confronti appunto delle altre è superiore ai 2 minuti e 50. E questa la vittoria di Yolanda Neff, che si riconferma campionessa europea cross country davanti a un pubblico veramente delle grandi occasioni. In seconda posizione Jana Belomoina 2 minuti e 52, quindi podio per Elisabeth Brandau a 3 minuti e 05. Segue Antepstra e Maja Vlossowska. Ottavo posto per la nostra Eva Lechner, 15° posto per Chiara Teocchi. Questo è il podio donne, queste sono le prime 10 appunto con l'ottavo posto di Eva Lechner. E andiamo ora invece con gli highlights della gara uomini, dove abbiamo il nostro Gerhard Kerschbaumer, che può essere uno dei grandi protagonisti assieme a Sua Maestà Mathieu van der Poel, che quest'anno ha scelto di puntare a questo titolo europeo, un po' snobbato direi dagli altri, da Nino Schurter in primis e dai francesi come Marotte e come Sarru. Noi abbiamo Gerhard Kerschbaumer, abbiamo i gemelli Braidot, abbiamo Andrea Tiberi, abbiamo Mirko Tabacchi e abbiamo Gioele e Bertolini con Nadir Coledani. Pronti via, si parte subito forte. Mathieu van der Poel ovviamente con le sue partenze da ciclocross mette un po' in difficoltà tutti gli altri. Davanti lo vediamo anche Audrey Sink, grande atleta che corre praticamente in casa. Vediamo qui Mathieu van der Poel appunto affrontare questo single track e cadere. Sink è lì davanti. Dietro abbiamo Luca Braidot con Gerhard Kerschbaumer, partiti molto forte sia Luca che Gerhard sta attraversando un grande momento di forma. Luca Braidot invece è rientrato da sole 2 settimane alle gare che contano dopo un brutto infortunio. Van der Poel cade ma rimonta, riparte, e qui vediamo che appunto va a recuperare il gap nei confronti degli avversari. Dietro abbiamo Vogel, abbiamo Luca Braidot, abbiamo Sink, abbiamo anche Milan Vader, nome nuovo tra l'altro per quanto riguarda il cross country. Abbiamo Licher con però Gerhard Kerschbaumer che dopo qualche giro in testa andrà a perdere inesorabilmente terreno. Intanto Vogel per il secondo posto riesce a staccare tutti gli altri, con Vader addirittura che stacca Griot e Braidot. Questo è l'ennesimo successo di Mathieu van der Poel, che dopo l'europeo di ciclocross vince anche il cross country. In seconda posizione Florian Vogel, in terza medaglia storica per Milan Vader, 2 olandesi nei primi 3 posti, quindi Thomas Griot, Reto Indegard. Sesto posto per Daniele Braidot, autore di una grandissima rimonta nelle parti finali. Settimo posto scivola al settimo posto Luca Braidot, quindi Thomas Licher, Georg Eger e Anton Sizov. Ricordiamo il 16° posto di Gerhard Kerschbaumer e il 18° posto di Gioele Bertolini. Da Brno è tutto, un saluto da Ilenia Lazzaro. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Ben rientrati amici di Scratch. Abbiamo fatto una parentesi, abbiamo creato questa parentesi che noi sono anni che andiamo a dire che la multidisciplina, tante volte l'ho detto, lo ripeto, Scratch è nata proprio con questa vocazione. Scratch è una disciplina sportiva e di pista dove più si avvicina alla strada, agli ultimi 15 giri di pista come se fossero gli ultimi 15 km. Assolutamente la gara più simile, ma era proprio un crocevia da far capire che la pista, come diceva il grande Martini, è l'università del ciclismo. Ma oggi più che mai si affacciano alla porta le mountain bike e il ciclocross, che anche là danno affinità e anche delle competenze diverse. Io dico sempre memoria nelle gambe, perché se i bambini vanno e sanno anche gestire la pista come
scatto felino, come velocità anche di prendere una decisione, con l'affinare la tecnica del guidare il mezzo. Quindi credo che questo sia la base per far crescere. Poi dopo, tu hai ragione che dopo gli junior c'è una grande carenza. Qua però bisogna anche pur dire che nelle mountain bike, come nel ciclocross, è difficile fare squadra, è difficile fare società. Abbiamo visto adesso la Bianchi, una brutta notizia. Non è solo la Bianchi, stanno chiudendo tante, parecchie squadre. E io Sì. questo mi domando, quale contraddizione? Dove c'è un grande palcoscenico, dove ci sono grandi possibilità, o mancano le idee, o a livello manageriale non ci stiamo capendo più niente. Guarda, secondo me è proprio questo un po' quello che un po' mi turba nel mondo del mountain bike, che comunque è un mondo all'estero seguitissimo. È vivo. È vivo. Come Permettimi, tesserati scusami, ci stiamo... scusami se ti interrompo, abbiamo appena visto, ma i fratelli Braidot, che Luca è sempre quello più in forma, ma Daniele non è arrivato 25esimo No. quinto, quindi voglio dire, abbiamo anche i modelli. No, abbiamo dei ragazzi che il prossimo anno ci sono i giochi olimpici e possono veramente dire la loro. Infatti il mio dubbio è: ci sveglieremo come al solito il prossimo anno, quando speriamo si vincerà una medaglia o un titolo? Spero di no. Infatti è proprio una questione, a mio avviso. C'è un collega che saluto dalla Svizzera, Giancarlo Dioniso, che è un grande commentatore della TV svizzera, che l'altro giorno ha posto un quesito su Facebook e ha chiesto come mai i detrattori, ad esempio, di Vincenzo Nibali erano i giornalisti italiani piuttosto che il pubblico italiano. E io gli ho risposto: per lo stesso motivo per cui noi abbiamo Gerhard Kerschbaumer, abbiamo i gemelli Braidot, abbiamo Martina Berta, abbiamo ancora Eva Lechner, che comunque tiene in alto i nostri colori, e nessuno ne parla. È lo stesso identico motivo. Sembra che si fa la gara per veramente affossarsi l'un con l'altro. Però io penso che se alcuni stati come gli Stati Uniti d'America, che sono sempre molto più avanti, come l'Australia, cominciano ad investire anche nel mondo fuoristrada, come l'Olanda, che non ha mai avuto una grandissima scuola di mountain bike, però ne ha piazzati 2 agli europei. Uno è Mathieu Van der Poel, ok, è vero. Però ci sono le Olimpiadi. Il nuoto ha investito già da 30 anni, 35 anni che investe. Adesso sta raccogliendo. Stiamo raccogliendo. Assolutamente E sì. non è che si inventano le medaglie, bisogna anche costruirle. Bisogna lavorare tanto e lavorare con un progetto, ecco, di multidisciplina che, ripeto... E forse credibilità da parte di coloro che comunque lo propongono questo tipo di cose. Assolutamente sì, e aggiungo anche credibilità da parte di chi poi deve parlare di questo. Sono d'accordo con te. Allora, noi ci trasferiamo dal Pago, un'altra ripetuta, fanno bene, col triathlon olimpico, maschi e donne, una bella gara, dove chiaramente c'è il nuoto, dove chiaramente c'è la bicicletta e poi dopo c'è anche la corsa. E vi dice uno che corre poco, corrono nella vita in altre maniere, guadagnandoci il pane quotidiano, ma correre è la disciplina sportiva più difficile. Voi vi rendete conto che 30-35 anni fa, tu forse non lo sai, anche 40 e anche di più, chi correva per strada per allenarsi gli davano del matto. Adesso ormai è normale. È lo sport più anche democratico. Però corrono quasi tutti male, sembrano degli zombie. Ragazzi, la corsa è qualcosa di serio. E quindi noi facciamo vedere come corrono questi triatleti. A questo punto vi aspettiamo tutti alla Top Dolomite il 7 e 8 settembre.
Il triathlon cross nazionale è arrivato nel Bellunese, con la precisione ad Alpago, dove la Silca Ultralight ha organizzato il triathlon olimpico cross country sul lago di Santa Croce, una gara storica per quanto riguarda il triathlon votato all'off-road, al fuoristrada, con la presenza di parecchi atleti della nazionale azzurra diretta da Massimo Galletti, qualche anche nostra vecchia conoscenza come Matilde Bolzan, che alterna l'inverno nel ciclocross appunto con una ottima stagione anche a livello internazionale, è una pedina azzurra appunto della nazionale di triathlon cross, qualche biker master come Mattia Rizzo, che ha lasciato appunto la mountain bike per votarsi completamente al triathlon. E questa è la partenza delle donne, lo ricordiamo, nuoto 1 chilometro appunto in acque libere, siamo sul bellissimo lago di Santa Croce, e poi 21 km e 3 in mountain bike, in un percorso 2 giri tra l'oasi naturalistica del lago di Santa Croce, il sentiero di Sitran e Puest d'Alpago, e quindi 6 km e 3 per concludere appunto la frazione podistica. Intanto le vediamo le atlete affrontare appunto il secondo giro di nuoto, erano 2 giri da 500 metri, con la telecamera che appunto aveva seguito Matilde Bolzan. Lo ricordiamo, davanti però c'è Marta Menditto, la sua compagna di squadra. Attenzione anche a Francesca Ferlazzo, sono dei nomi nuovi per il triathlon cross, è un nome nuovo quello della Ferlazzo, ma diciamo che sempre più atleti si stanno avvicinando anche a questa disciplina un po' diversa del triathlon, ma molto molto bella e anche direi anche molto impegnativa, avendola io provata proprio sulla mia pelle. Sono partiti anche gli uomini, anche qui un bel parterre, abbiamo Massimo Cigana, abbiamo Samuele Gobbo. Intanto la Ferlazzo esce prima dall'acqua e andrà a affrontare appunto i 21 km in mountain bike. Abbiamo Lorenzo Spagnolo, abbiamo Cucco, abbiamo Michelet, attenzione anche a David, che comunque è uno degli storici di questa disciplina e che aiuta anche il CT Galletti nelle trasferte internazionali. Secondo giro anche appunto per vediamo gli uomini, vediamo Barison uscire primo dall'acqua, quindi per lui adesso i 21 km e 3 con l'incognita di Massimo Cigana subito dietro. Ricordiamo Cigana che da tantissimi anni, lui che è stato un grande gregario di Marco Pantani, si dedica al triathlon in tutte le sue discipline, dalle lunghe distanze ai duathlon, alle prove più corte, ai mezzi Ironman, e va molto molto bene anche in mountain bike. Intanto nelle donne va via come una freccia Marta Menditto, una grande, ha vinto parecchi titoli anche continentali, mondiali eccetera per quanto riguarda il triathlon cross, una atleta che oramai si è veramente specializzata in questa disciplina. In seconda posizione la vediamo Matilde Bolzan, che anche quest'anno sarà poi nel ciclocross impegnata con la Sorgente Pradipozzo, che tra l'altro salutiamo perché sappiamo che ci seguono sempre e costantemente. In terza posizione vediamo colei che ha dominato la prova di nuoto, vale a dire Francesca Ferlazzo. Per quanto riguarda gli uomini, intanto si stanno un po' avvicendando Samuele Gobbo con Spagnolo, con Cucco, con Michelet, bene anche Mattia Rizzo, che appunto lo ricordiamo era un biker amatore che ora si è spostato nel triathlon. Intanto ancora un bel passaggio di Matilde Bolzan, questa è Marta Venditto che affronta il tracciato in mountain bike. Lo ricordiamo che ha piovuto nei giorni prima di questo appuntamento e quindi gli atleti hanno trovato anche un terreno abbastanza viscido, e questo, eccolo qui, Massimo Cigana che sta puntando avversari su avversari, lui che parte sempre con questo gap dal nuoto, ma che riesce con la migliore frazione in mountain bike a recuperare veramente posizioni su posizioni. Vediamo ora in zona cambio cominciano ad arrivare i primi atleti, ma attenzione perché appunto Massimo Cigana è lì e vediamo appunto Barison che va a cambiare, che va a mettersi le scarpette. Sono un gruppetto di atleti, ma appunto abbiamo detto che Massimo Cigana
sta recuperando posizioni su posizioni. Lo vediamo affrontare ora la parte appunto di 6 km e 3 a piedi. È un trail non durissimo, ma con questi appunto sassolini, questo fondo off-road che sicuramente non è facile da affrontare quando si corre a certe andature. Mendito davanti tra le donne con Matilde Bolzan subito dietro. In terza posizione, lo ricordiamo, c'è Francesca Ferlazzo. Eccolo qui Massimo Cigana, che va a vincere in 1 ora e 41 con un ottimo tempo, a circa 42 secondi lo vediamo in seconda posizione. Dobbiamo attendere Samuele Gobbo della 3, un atleta anche lui che viene dalla corsa e che quindi si è spostato poi ogni tanto a fare anche del triathlon cross. In terza posizione Lorenzo Spagnolo, mentre arriva anche la prima delle donne, vale a dire Marta Mendito, 1 ora 54 e 52. In seconda posizione Matilde Bolzani, in terza Francesca Ferlazzo. Questo è Spagnolo, il secondo degli uomini. In terza posizione tra gli uomini Gianfranco Cucco. Intanto vediamo anche la Bolzan arrivare, anche non sembra neanche molto stanca, quindi brava Matilde, con la Ferlazzo in terza posizione. Questo è il podio delle donne, con Ferlazzo, Bolzan e Mendito. Ricordiamo anche il quarto posto di Dorotea Giglioli e Laura Schiavone in quinta posizione. Sia la Spagnoli che sia la Giglioli, scusate, che la Bolzan fanno anche del ciclocross d'inverno. Questo è il podio invece degli uomini, con Lorenzo Spagnolo, eccolo qua, e poi in seconda posizione Samuele Gobbio e il grande vincitore Massimo Cigana. Di questi nessuno fa ciclocross, ma li invitiamo sui campi gara, perché abbiamo visto che fa bene alla Bolzano, fa bene anche ad altri atleti che appunto praticano questa disciplina. Dal Pago è tutto, un saluto da Ilenia Lazzaro. Ben rientrati amici di Scratch, bella questa clip. Posso aggiungere una cosa? Aggiungi quello, tu puoi aggiungere quello che vuoi. Visto che sono saltati per maltempo a Santa Teresa di Gallura i campionati italiani di triathlon cross, verranno recuperati a Lavarone, in una gara che a noi c'è molto cara. Quindi saremo lì. Ma questa è una chicca che mi dici? È una chicca che ti do. Saremo lì l'ultimo weekend di agosto, quindi è un gran bel appuntamento. Ci veniamo pure noi? Sì. Ma pensa te, quella settimana pure la settimana dopo abbiamo la Top Dolomite con tante sorprese, tanti ospiti d'onore. Quindi noi lavoriamo sempre. E dopo ne parliamo un po' della Top Dolomite. Io adesso mando da Fano il Gran Premio Giorgio Mare, categoria allievi, una bella gara che ci propone il signor Christian Bon. Io non so più cosa dirgli a Christian, gli voglio bene, punto. Hai una famiglia meravigliosa e fai delle clip. Al bacio. Well, this is Julian Alaphilippe, without doubt one of the world's best climbers, and what a season this man is having. Boy, this has been a super climb today, some 3,500 meters up. He's really working hard at this one. It's a long climb. He's obviously in pain, and he's in trouble. Well, he's dancing on the pedals. That's the fox in the hen house now. Bonjour, Julien. Comment allez-vous? I can't wait, mate. I've got to go. I can smell the cheese, I can hear the birds, and I can also see the finish. It's as if the world is completely flat.
If you were a goat farmer, you'd be home by now. Questa innanzitutto per voi è una grande festa. Sì, è vero, è una grande festa e soprattutto per me è la prima esperienza in questo tipo di manifestazione. L'ho dedicata a mio babbo Elio, io sono il titolare qui di Giorgio Mare e sono contento e soddisfatto veramente di questa nuova esperienza, soprattutto perché spero che fra questi ragazzi che oggi parteciperanno escano fuori dei grandi campioni e questo lo spero veramente. Pochi istanti al via della prima edizione del Papà Elio Gran Premio Giorgio Mare, gara riservata alla categoria allievi. Ci troviamo in località Contrada Montedoro, a pochi passi dall'incantevole borgo di Urbisaglia, con partenza e arrivo davanti alla casa madre Giorgio Mare. In cabina di regia il vulcanico Vincenzino Santoni, che continua ad organizzare eventi di altissimo livello e che quest'oggi si dedica a quella che forse è la parte più nobile di questo sport, ovvero dare la possibilità a dei ragazzini, perché parliamo di atleti di 15-16 anni di età, di inseguire il proprio sogno sulle due ruote. Nel frattempo siamo con le immagini dall'alto e vediamo appunto la partenza data dalla sede Giorgio Mare con il gruppo che procede compatto nelle prime fasi di corsa. Al via formazioni da tutto il centro Italia con le rappresentative dell'Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna. Siamo ora al suono della campana, ultimo giro, quindi ultimi 7 km di corsa per i ragazzi della categoria allievi e vediamo appunto che adesso si sta formando un tandem al comando. Si tratta di Filippo Buzzone della Fiumicinese Fight Adriatica, mentre il ragazzo dell'Alma Juventus Fano è Michele Cangiotti. Questa è la situazione con i due che comunque sia hanno lì gruppo che li tiene nel mirino. Nulla da fare, quindi non lasciano spazio dietro, non gli stanno bene, non gli sta bene questo tentativo e allora stanno cercando di riportarsi sotto. E attenzione, scatto sulla destra del teleschermo con il portacolori della Chiara Vallese, si tratta di Amidei che si era spostato precedentemente e ora ci prova, si sta formando quindi questo drappello. Vediamo appunto l'azione importante di questa azione con il gruppo che si sta sgretolando sotto l'azione di Amidei della Chiara Vallese. E appunto troviamo poi i ragazzi di Macerata, il campione provinciale maceratese. Attenzione, si fermano, parte Liaori, ciclistica 2000 Litocol, parte in contropiede, prova a sorprendere i diretti avversari, però nulla da fare, si riporta dietro Amidei. Fasi veramente concitati di corsa quando siamo a pochi chilometri dal termine e c'è questo terzetto, ma gruppo lì comunque sia che si tiene a un centinaio di metri di svantaggio, gruppo o quel che ne rimane ovviamente del gruppo, perché avrà fatto sicuramente ancora selezione maggiore questa ultima tornata. Intanto si va a schierire il cielo dopo che erano cadute alcune gocce di pioggia sulla corsa e vediamo appunto le prime posizioni con gli atleti che sono in fase di studio, quasi in vetta al GPM. Non c'è nessuno che prende le redini della corsa, tutti quanti adesso si studiano, si guardano. Non c'è ancora quel tatticismo nella categoria allievi che possiamo magari vedere già nella categoria juniores. Ancora c'è il bello che questa categoria è ancora abbastanza individuale come tattiche di corsa. Vediamo intanto dietro che adesso rinviene Simone Garuffi della Fiumicinese Fight Adriatica. Abbiamo visto il Moccaiana, nuovamente ritorna l'Alma Juventus Fano e si va quindi così a formare questo drappello. E dietro ci sono alcuni corridori segnalati attardati a poche centinaia di metri che stanno cercando di rientrare, stanno cercando di riportarsi sotto. È rientrato anche Diego Molisso della Fiumicinese Fight Adriatica e poi con
il numero 253, adesso è rientrato anche questo atleta che va a chiudere il drappello al comando, coloro che sono stati sicuramente i più pimpanti fino a questo momento della Guarenna, che approfitta della relativa calma in testa alla corsa. Si tratta di Umberto Ceroli ed quindi vediamo questo tentativo che ha sviluppato questo drappello selezionato appunto con i migliori. Dietro provano a riportarsi sotto, c'è questa segnalazione da parte di Radio Corsa, però obiettivamente se la giocano questi al comando. Tanto pubblico venuto a vedere questa corsa, questa prima edizione del Papa Elio Gran Premio Giorgio del Mare, con il gruppo che di testa che procede aperto lungo tutta la sede stradale, quindi non è ancora scontato, non è ancora detto che ci possa essere l'arrivo ai ranghi ristretti, staremo a vedere che cosa accadrà. Intanto adesso c'è reazione in testa con maglie gialle della Fiumicinese Fight Adriatica al comando, si vede proprio adesso un trenino giallo che si è andato a formare, sta capitana appunto questo drappello. Staremo a vedere un attimo che cosa sta succedendo nel frattempo con le nostre telecamere. Andiamo a risalire quando siamo a poco più di 1300 metri dalla conclusione e appunto questa era l'impressione. Trenino giallo Fiumicinese Fight Adriatica in azione con Filippo Buzzone, con Simone Garuffi, con Diego Molisso in terza piazza. E prendono loro le redini. Dicevamo, sì, non c'è ancora quei tatticismi che possiamo vedere nelle categorie superiori, però qualcosa ovviamente si incomincia a provare, ed è la squadra capitanata da Gianluca Maffi ed Francesco Catalano, provenienti da Fiumicino, piccola frazione di Savignano sul Rubicone, che stanno cercando di tenere alta l'andatura in gruppo quando siamo al cartello organizzativo degli ultimi 1000 metri di corsa. Quindi Fiumicinese Fight Adriatica a decidere gli esiti della corsa. Azione da finisher, quindi scontata, difficile che si possa realizzare, con le andature che sono tenute alte da Filippo Buzzone, che si sta sacrificando in funzione di Simone Garuffi e di Diego Molisso. Sicuramente uno dei due saranno gli uomini designati per la volata finale. Vediamo se però ci sarà reazione da qualche altra formazione di volersi mettere al pari della Fiumicinese Fight Adriatica. Vediamo adesso avanzare l'Alma Juventus Fano, vediamo appunto chi proverà a ostacolare il treno della Fiumicinese Fight Adriatica. Siamo alle ultime centinaia di metri, pronti con le telecamere fisse all'arrivo per andare a gustarci questa prova, questa prima prova del Papa Elio Gran Premio Giorgio Mare, con la volata che è già lanciata agli ultimi 300 metri di corsa. Vediamo appunto le maglie al centro gruppo con il pedale chiaravallese, sono Filippo Bucci, Lorenzo Amidei che si stanno giocando questo finale. Spunta la sagoma di Cecchini ed è Francesco Cecchini, Alma Juventus Fano, a conquistare la prima edizione del Papa Elio Gran Premio Giorgio Mare. Volata, è spuntato alla sinistra del teleschermo Francesco Cecchini, primo anno, atleta di primo anno all'Alma Juventus Fano, che va così a conquistare la prima vittoria stagionale. Secondo Filippo Bucci, terzo Lorenzo Amidei sul podio, quarto Simone Garuffi, quinto Diego Molisso della Fiumicinese.
Ben rientrati, bella clip, grazie Cristian, grazie Zappacenere e insomma tutto l'ambaradan. Bassano Montegrappa, noi siamo stati là, non sapevo cosa fare la domenica. Una giornata freddissima perché pioveva e c'era la neve sopra. Aveva da piangere, comunque siamo andati. Poi Gianni mi sembrava, sai quei pesciolini, no, sai quando stai in piscina, i bambini stanno in piscina per 2 ore che poi hanno le mani palmate. Mamma, faceva schifo. Anche mia figlia è sempre così. Mi ha fatto schifo a me medesimo, e vederle quelle mani là è stata una cosa, ho detto Giova, lascia perdere. Comunque, ragazzi, la Bassano Montegrappa ha un fascino, il Monte Sacro alla Patria, poi tra poco vedremo il vincitore, questo etiope, ma è andato via come un siluro, e io ti faccio una confidenza che nessuno sa, ma c'è la clip che lo testimonia. All'inizio, proprio all'inizio, quando c'era la presentazione squadra, gli ho detto tu vincerai la Bassano Montegrappa. Mi ha detto Tite Smart, non l'ha detto così perché non è etiope, quindi non parla la milanese, e però insomma guardiamo questa bella clip. Attenzione ad Argesi, scopritore di talenti. Sì, sono scopritori, io scopro. Bassano del Grappa, Bassano Montegrappa, 77esima edizione. Questa è la gara delle gare, una di quelle gare che insomma coniano non soltanto la gesta sportiva, ma soprattutto anche il ricordo della prima guerra mondiale, e quindi anche un momento di memoria che non guasta, specie nelle nuove generazioni che forse hanno perso un po' il significato anche dei ricordi. Abbiamo visto il presidente Michele Cavalera, la presentazione delle squadre, e qua insomma c'è tanta roba, un possibile vincitore, Chiara, è la gara delle gare, non c'è niente da fare. Sicuramente poi l'ascesa al Monte Grappa, oltre ad essere spettacolare dal punto di vista paesaggistico, è anche una prova di forza per gli atleti che si mettono in luce quest'oggi nella categoria Under 23. 27 km di salita, una pendenza media intorno al 12%, punte fino al 18%, quindi sicuramente una salita che farà grandissima selezione nella parte finale. Millenaria Bassano del Grappa, una città veramente stupenda con le sue mura intonse. Intanto vediamo la partenza ufficiale con dottoressa Donazzani, assessore regionale, insieme a Felix Zanatta e a Michele Cavalera. Partenza ufficiale da Viale delle Fosse, anche questo un momento di ricordo per i 109 partecipanti. Chiaramente parliamo di una giornata già tremenda perché era un freddo boia e tanta pioggia. Chissà cosa aspetterà i corridori in cima Grappa, perché si sa che anche quando c'è il sole in cima Grappa c'è sempre nebbia. Nebbia perenne, i giorni di sole penso siano 5-6 all'anno, poi abbiamo visto anche il Tour de France ha subito uno stop anticipato nella 19ª tappa appunto per un discorso di maltempo, e qui oggi non facciamo eccezione. Monumento a Cadorna, ricordiamo le pagine epiche del Monte Grappa con l'epilogo di Vittorio Veneto. Cadorna e Diaz dopo insomma fecero sì che questi siti, questi posti consegnarono veramente degli autentici martiri, degli autentici eroi nella prima guerra mondiale. Qua è tutto a posto, ci sono il circuito cittadino dove serve proprio per fare un po' di traguardi volanti. Vediamo Enrico Franceschino, poi abbiamo Davide Aldegheri, Matteo Zurlo e Stefano De Benedetti che si vanno a giocare un po' di traguardi volanti, però qua la gente aspetta allerta, aspetta i primi tornanti. Diciamo che le società solitamente tendono un po' a separare i due momenti. Nella parte iniziale sono 10 tornate, circa 75 km pianeggianti, molto veloci. Oggi magari un po' meno data la condizione meteorologica, poi c'è una parte anche di pavé, la svolta di Via delle Fosse comunque è abbastanza difficile da affrontare con una condizione meteorologica di questo genere. Vediamo anche l'acqua appunto che continua a cadere imperterrita, a battere sulla testa dei corridori. E qui c'è la possibilità di giocarsi un po' di traguardi volanti e raccogliere un po' di punteggi in vista poi della salita finale, in cui ovviamente velocisti e non scalatori puri lasciano poi il passo. 27 km, i primi tornanti cominciano già a mordere i muscoli perché sono tremendi, poi verso metà diventa un po' più dolce. Vediamo proprio qua in questo momento Emanuele Ansaloni dell'Emilia Romagna dice non ne ho già più, perché i primi tornanti sono cattivi. Ricordiamo Monte Grappa non è soltanto il Monte Sacro alla Patria, ma è una montagna vera, una montagna sincera, ed è una montagna che non è pericolosa, è una montagna che si fa rispettare sia dai domenichini sia da coloro che vanno così per vedere scenari
bellissimi, ma anche per questi corridori. Intanto vediamo Frigo, campione italiano, che sta dettando i termini della gara, un po' il ritmo. Sì, Frigo sta affrontando una stagione d'oro, abbiamo visto come il riposo pre-campionato italiano, stop dovuto per la maturità, ricordiamo è giovanissimo, appena passato alla categoria Under 23, appena passato tra i dilettanti dopo aver lasciato la categoria juniores, lui che non è, ricorda anche il papà, non è mai stato un grandissimo campione, quello che vince tutte le domeniche, ma che in questa stagione veramente sta dando delle grandissime soddisfazioni anche al direttore sportivo Faresin, che si è congratulato con lui per il campionato italiano vinto in maniera straordinaria. Ricordiamo il figliolo di Faresin, lo vediamo adesso, è proprio Edoardo Faresin, che insomma si parla di figli d'arte, ma insomma nel DNA hanno questo e quindi questo noi godiamo e gustiamo. Intanto abbiamo visto proprio prima Charlie Bauce e Stefano Cristoforetti in Pietro di Genova, sono coloro che in qualche maniera si stanno giocando la gara. Un monumento va a Battistella, che sta seguendo come un'ombra tutti quelli che vogliono fare la gara, come in questo caso era Frigo, ma poi dopo vediamo già che nello scenario subentra il numero 58 che è Alan Michael Mulu Kinfe. Sì, Frigo sicuramente è colui che ci tiene maggiormente a questa gara, gioca in casa, lui che è di Bassano del Grappa, vicentino, il Grappa è parte del suo DNA. Samuele Battistella d'altra parte, anche lui trevigiano ma nelle vicinanze del Monte Grappa, quindi ci tengono particolarmente a far bene. Poi Battistella che ha già coronato questa stagione 2019 con la firma per il passaggio alla formazione sempre da Dimension Data, che l'anno prossimo sarà la TNT. Passerà poi tra i professionisti, quindi che cerca di favorire il compagno di squadra in questa occasione. Abbiamo visto adesso proprio Mulu Kinfe che ha pagato un po' in questo momento dove la erta non è molto pesante, quindi si è staccato di 200-300 metri, favorendo così la pedalata di Marco Frigo, ma sempre marcato da vicinissimo da Samuele Battistella, e quindi lo sta marcando uomo, sta lavorando molto per l'Etiope. È sicuramente un terreno adatto alle caratteristiche dell'atleta etiope, nato ciclisticamente in Italia, in Piemonte. Lui che a 14 anni ha deciso di salire in bicicletta e da lì poi ha lasciato i 6 fratelli in Etiopia ed è venuto in Italia. Lui è scalatore puro, 1,50 m, 58 kg di peso, sicuramente è uno tra i favoriti anche proprio per la dimensione fisica che ha, e vediamo in questo momento proprio l'attacco decisivo, direi, perché mancano 2,5 km alla fine, e qua tra poco gli ultimi 2 chilometri sono quei 2 chilometri che Anna Chiara dici vedo la vetta ma non arriva mai. In realtà la vetta cominci già a vederla a 4-5 km, cominci a vedere l'ossario, e più vai avanti più vedi curve, non arriva mai. La bellezza del Monte Grappa che sembra infinito, poi c'è il falsopiano finale quando la salita comincia ad addolcirsi, quindi a maggior ragione cerca di anticipare perché sa che in quella parte lì potrebbe perdere terreno nei confronti di Frigo, invece che ha delle caratteristiche anche di passista abbastanza buone, o Samuele Battistella che comunque riduce di esperienza rispetto al compagno di squadra. E vediamo che depone proprio le armi sia Marco Frigo sia Butrago Sanchez e Tolio Alex, ma soprattutto una menzione per Marco Frigo che è cresciuto con il Veloce Club Bassano nelle categorie giovanili. Mancano 2 chilometri soltanto, ma sono 2 chilometri che mordono i polpacci e hai bisogno di tutto il corpo, delle spalle, del collo e delle gambe soprattutto. Si gira, è inquieto, non pensa ancora che ce l'ha fatta, ma ormai il distacco è di 35 secondi rispetto agli inseguitori. Una gara che ha fatto e ci sta facendo brillare gli occhi. Non vedo questo ragazzo come un grande cronoman o nelle corse a tappe, ma certo che nelle classiche di un giorno con queste salite potrebbe avere una gran carriera. Aveva già fatto vedere quello di cui era capace durante il Giro della Valle d'Aosta, ha vinto il premio come miglior scalatore e qui va ad accompagnarsi a Giulio Ciccone, l'ultimo italiano che l'ha vinta nel 2015, vero. A Fabio Aru, Damiano Cunego, questi alcuni dei nomi che sono riusciti a portare a casa e mettere nel proprio palmarès questa vittoria. Siamo già nelle fasi conclusive, Anna Chiara, dimmi tu, ma questo Alan Michael?
lo stanno aspettando tutti, l'applauso, ci sono già tutti i direttori sportivi pronti con la casacca, le condizioni meteorologiche sono infami per questo arrivo della 77esima Bassano Montegrappa, e qui la vittoria, l'esultanza di Ale Malcol, Mulu Kinfe, poi il secondo posto per Samuele Battistella, Che felicissimo esulta, per il vero. compagno di squadra, sì. Segue poi Marco Frigo, anche per lui una terza piazza, insomma, più che onorevole. Soprattutto per la giovanissima età. Poi abbiamo Budrago, Sanchez, poi abbiamo Alex Tolio in quinta posizione, seguono Alessandro Monaco, Pietro Bon Andrea, Riccardo Lucca, Faresin Edoardo, quindi chiude Manuele Tarozzi. Vediamo, sono sfiniti il replay di Alan Michael Mulu Kinfe che si aggiudica questa 77esima edizione, per ricordare che, come tu prima dicevi giustamente, intanto vediamo il trofeo, la roccia del Grappa. Me ha fatto emozionare questa gara come mi ha fatto emozionare tantissimo Aru, ma non quando vinse, ma quando fece tutti i 27 km prima in testa e poi ci fece rubare la vittoria a 200 metri dalla conclusione. Emozioni ne sa raccontare tante Anna Chiara, anche come in questo caso la deposizione alla memoria delle vittime della prima guerra mondiale. Qui ci fu veramente una battaglia atroce, una battaglia che insomma si contano sui 60-70 mila morti per quella che è la prima guerra mondiale. Chiamatela come volete, per me le guerre fanno tutte schifo, e quando io penso a questi ragazzi mi piange il cuore, e quindi testimonio con piacere questo momento. Anna Chiara, che sentimenti ti ha lasciato? Sicuramente una grandissima emozione vedere innanzitutto la vittoria di Ale Michael, che finalmente arriva per prima a transitare sotto lo striscione dell'arrivo in una delle grandissime classiche, poi Samuele Battistella che esulta quasi più del compagno di squadra proprio per la sua vittoria, e un Marco Frigo che secondo me ci farà vedere grandissime cose nei prossimi anni. E a me emoziona sempre parlare di Veloce Club Bassano, 1892, 127 anni di storia, ricordando Pasqualino Telatin e ancora nel mio cuore Luigi Zanatta, segretario di tanti anni di quello che è stato il Veloce Club dei miracoli, con tante Bassano Montegrappa, con addirittura grandi corridori e soprattutto le 6 giorni. Quindi un ricordo a questi due grandissimi dirigenti. Per me è tutto, ti ringrazio Chiara. Grazie mille a voi. Ben rientrati amici di Scratch, bella questa Bassano Montegrappa, alla Michel Mulu, questo etiope che va a vincere questa gara impressionante, ma soprattutto, permettetemi un ricordo, è sempre stata così la Bassano Montegrappa. Credo che tra il panorama nazionale non soltanto poche gare possono ambire ad avere questo tipo di fascino. Monte Sacro alla Patria, 27 km di ascesa, non sono poche, e quindi voglio dire un plauso a tutti quanti i partecipanti. Ne sono partiti in 109, ne sono arrivati una 25ina, per cui il Monte Sacro alla Patria è un monte sincero, un monte vero. E poi mi piace anche l'idea che premiano con un pezzo di roccia del Monte Grappa, perché credo che sia veramente importante. Credo che anche le nuove generazioni, quando si parla, oramai si è abusata questa frase, però non sappiano esattamente cosa sia stata la prima guerra mondiale. È uno sconforto enorme, perché comunque non stiamo parlando di 10.000 anni fa, stiamo parlando soltanto di 100 anni fa. Assolutamente sì, queste gare dovrebbero aiutare anche un po' a fare memoria storica. Infatti noi ce lo auguriamo con gli amici del Veloce Club Bassano, visto che hanno fatto raccontare pezzi e brani di queste vicende proprio ai bambini, e quindi è tanta roba, come si suol dire. Adesso torniamo a noi su quello che sarà poi il dopo le ferie. Prossima settimana ci vedremo ancora e poi faremo uno stop di 2 settimane, avremo la Varone come dicevi tu cara Elenia, ma poi avremo la Top Dolomite con tanti ospiti. E anche là usano secondo me un'idea interessante, quella sì di avere 1000-1200 iscritti per una gara importante, ma strizzare l'occhio ai personaggi. Hanno invitato veramente il mondo, e quindi ci sarà un'occasione di vedere, tra virgolette, i VIP della televisione o delle fiction in quel sito. E in bici anche. E in bici quindi alcuni, anche, certo. Sì, perché la bicicletta sta diventando comunque uno sport anche fashion, Certo. quindi ci sono parecchi attori, attrici. Più di una volta, è vero. Molto più di una volta. Ci sono attori e attrici che si stanno avvicinando al ciclismo. Il ciclismo è il nuovo tennis, è il nuovo golf, quindi
assolutamente sì. Quindi Poi i hanno avuto racconti un'ottima del idea. ciclismo, dico la verità, hanno sempre avuto una grande appeal nei riguardi dei telespettatori o dei cinevisionari. Quello sicuramente. Bartali è uno, i film su Pantani, anche se li ho stravisti, li riguardo sempre volentieri. bellissimi da vedere, E per cui voglio dire, riesce a decifrare la volontà epica degli altri. Perché io dico sempre, la gesta atletica di un grande campione come Nibali, lascia perdere quelli che criticano gli italiani, siamo bravi soltanto a fare quello, però io non sono capace di quello che fa lui. E quindi mi identifico e sogno, un po' come quando vedo quello che vince 1 milione di euro a un gioco a quiz in televisione, che è un operaio, sono come lui, vivo la stessa esperienza e quindi trasmigro anche le mie speranze. Diciamo che comunque la sensazione è cambiata perché è vero, il ciclismo è molto bello da raccontare, però è anche vero che è uno sport molto duro, quindi si faceva fatica ad avvicinarsi al ciclismo, specialmente chi magari aveva una condizione anche abbastanza agiata. Certo. Il controsenso adesso è che la maggior parte, a parte che è diventato uno sport comunque... Certo. da ricchi, perché comunque veramente costa. Però ma c'è un mercato però è giusto. funziona. Però penso che siamo in un momento dove siamo talmente abituati a star seduti, a stare comunque essere stressati, comunque al chiuso, che c'è questa necessità di andare fuori e fare fatica, fatica vera. Certo. Però sai, sono un po' in disaccordo con te, e tu hai ragione, hai detto, è uno sport, io non credo. Perché guarda, c'è gente che spende 70, 100 mila euro per una macchina, mettiamo quando uno va in pensione, spero 55, 60 anni, se il suo sogno è quello di avere una bicicletta, può permettere di spendere 5-6 mila euro da una grandissima bicicletta e quindi esaudisce un sogno di una vita, non vedo cosa ci sia di male se la moglie glielo permette. No, ma Ci io auguriamo parlo di sì. non solo dei mezzi, parlo proprio anche tipo di chi magari... allora, bisogna essere anche un po' realisti. Non a tutti piace solo prendersi la bici e andarsi a fare il giretto. Ci sono anche quelli che comunque hanno la necessità proprio loro di, battere se stessi, non necessariamente di battere gli altri. Certo. E in questo le competizioni perché pullulano? Perché c'è comunque ancora la voglia un di competere. 15% di gente che vuole migliorarsi e Ma se non tu c'è non niente hai un di male, obiettivo, non c'è niente e di lo so, male. però molti non capiscono che vabbè. senza un obiettivo Sì. è difficile che uno si migliora, perché uno non è che se non ha un obiettivo uno dice ma chi me lo fa fare Sì, di però oggi? l'obiettivo può essere anche su se stessi. Esatto, e molto spesso è su se stessi, non è sugli Certo, altri. infatti. Però queste gare aiutano, questo gran fondo, questo movimento aiuta anche chi ha bisogno di porsi degli obiettivi per migliorare Non se vedo stesso. nulla di male, esatto. non vedo di male. Lo Poi so, a me lo se si dici. accede, ragazzi miei, Ovvio. non c'entra niente, è un po' come dire aboliamo tutti quanti gli autisti del bus perché quel pirla era drogato e ha fatto fuori... Cioè, Dopo, ragazzi, lì sono dei casi che ci sono in tutti gli sport. in tutti quindi gli sport, quello- ma in tutte le discipline. Però e in dico, tutta la vita, l'unica cosa ecco che ultimamente sta avvenendo un po' anche nel triathlon, che in effetti le quote di iscrizione cominciano a essere alte, quindi poi uno decide anche che gare fare, cioè, sceglie. c'è anche gente che magari ne fa 3 all'anno, ecco. Io concluderei con questa frase: la misura di una popolazione o di una nazione, mi spiace un po' una nazione, però dico, sono obbligato, nazione o della nostra patria, la misura è proprio intanto nello scegliere e soprattutto nelle forme sportive, perché là ti dà la dimensione della civiltà, perché lo sport insegna, lo sport aiuta a stare con gli altri e quindi ti dà un altro tipo di mentalità. È un po' come dire quello che ha viaggiato tanto sa. Quindi credo che non sia mai da dire ce ne sono troppe. Meglio, c'è da scegliere e quindi scegliamo. Bisogna che ci sia da scegliere, che così si dà la possibilità tutti. a tutti di poter scegliere. Io Quindi ti di ringrazio, scegliere cosa Carellini. La settimana prossima cosa faremo? Cosa farai? Beh, io vado in Val di Sole alla Coppa Vai in del Val di Mondo. Sole a vedere questa bellezza che è Assolutamente. inaudita. Spero che ci sia anche tanta gente, perché comunque Beh, come tutti gli anni credo di sì, organizzano benissimo, poi è una delle poche C'è opportunità. una diretta, mi pare, C'è una Rai. diretta Rai e chi è vicino però ha la possibilità di vedere da vicino Mathieu Van Der Poel e non è una possibilità che noi italiani abbiamo spesso, quindi
e tutti gli altri campioni, Nino Schurter e compagni, quindi penso che sia una grandissima E i occasione. fratelli Braidot. I fratelli Braidot, Gerhard Schbaumer e tutti i nostri italiani. Bene, io ti auguro buon viaggio, buon Grazie. divertimento, chissà che non ci arrivi qualcosa da far vedere e che comunque a settimana prossima saremo qua per l'ultima puntata estiva, poi faremo una piccola pausa, ma ve lo diremo settimana prossima, tanto per non stare tanto lontani. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del digitale terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.